Banda del Martello, presi 2 rapinatori che avevano spaventato Trieste mettendo a segno 3 colpi in una notte. Si tratta di un marocchino e un giovanissimo kosovaro. Furto in appartamento nel rione triestino di San Vito. La vittima, una settantenne, è stata derubata di tutti i suoi averi per circa 40.000 euro. Indaga la polizia. Nessun nuovo riscontro sul DNA di una bomber, ma test più approfonditi. Parla il procuratore capo di Trieste De Nicolo e suo vice Frezza. Morto il 45enne Alessandro Cereser, campione di windsurf che si allenava a Marina Giulia ma era nativo di Prata di Pordenone. Ripartono gli arrivi della rotta balcanica, arrestati 2 passeggeri ucraini della polizia locale, trasportavano 9 migranti su 2 vetture. Trieste domina la gara 1 di semifinale promozione a Forlì con la coppia Ruzier-Candussi, con riconquistato il fattore campo, domani si torna in campo. Triestina e futuro, in primis da decidere il post Bordi in panchina, poi le conferme dei giocatori più importanti l'anno prossimo, però niente più alibi. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Banda del Martello, presi i 2 rapinatori che avevano spaventato Trieste mettendo a segno ben 3 colpi in una sola notte. Si tratta di un cittadino marocchino e di un giovanissimo kosovaro. Vediamo il servizio di Gianluca Palladini. Commettevano rapine minacciando le vittime con spray al peperoncino, un coltello a scatto e un martello da cantiere di 30 cm. Nella notte del 4 maggio scorso avevano messo a segno ben 3 rapine in 3 luoghi diversi, prima in via Conti, poi sulle Rive e in piazza Ortis. Nella stessa notte la Polizia di Stato è riuscita ad arrestare l'autore materiale delle rapine, un tunisino di 19 anni intercettato in via del Ponte, e individuare il suo complice, un kosovaro minorenne. Un caso di cronaca che Tele4 ha già raccontato nel telegiornale del 6 maggio scorso, ma nelle ultime ore la questura ha reso noti ulteriori dettagli di quegli episodi. Si tratta degli stranieri che avevano seminato il panico nella notte del 4 maggio sulle rive tra Piazza Unità e Piazza Ortis, aggredendo 2 vittime con spray al peperoncino e minacciandole con coltello e martello. Ma proprio i malcapitati che avevano subito la rapina subito dopo si sono messi all'inseguimento dei 2 stranieri, mentre al telefono comunicavano gli spostamenti alla polizia affinché li raggiungesse. E infatti il giovane tunisino è stato intercettato in via del Ponte. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso martello, coltello e spray urticante, oltre a centinaia di euro in banconote appena rubate alle vittime. I poliziotti, che nel frattempo avevano individuato anche il complice minorenne, durante il controllo hanno appurato come il tunisino fosse l'autore anche della rapina andata in scena poche ore prima in via Conti, quella che si affaccia su piazza Perugino. In quel frangente il giovane aveva colpito con un pugno una ragazza che si era rifiutata di consegnare la borsetta. Proprio in quella piazza, infatti, si erano concentrate le ricerche delle forze dell'ordine per recuperare droga e armi improprie nascoste fra le siepi. Era lì che il tunisino nascondeva il martello e lo recuperava prima di mettere a segno i propri colpi. Il 19enne è stato arrestato e si trova in carcere al Coroneo, mentre il complice minorenne è stato affidato a un tutore del comune di Trieste. E anche Piazza Goldoni torna al centro della cronaca cittadina. Sono stati rapinati 2 ragazzi minorenni al McDonald's, come vi abbiamo brevemente anticipato ieri nell'edizione appunto domenicale del nostro telegiornale. Sentiamo ancora Gianluca Palladini. Siamo in piazza Goldoni, dove continua l'operazione di polizia per attenzionare una delle zone più critiche di Trieste. Rapinati all'interno del McDonald's di piazza Goldoni. È quanto capitato a 2 adolescenti austriaci in vacanza con i genitori a Trieste. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso. I 2 minorenni sono entrati nel locale per mangiare qualcosa. Terminato il pasto sono andati in bagno. Proprio lì sono stati accerchiati da alcuni giovani stranieri che li hanno minacciati con un coltello. I malcapitati hanno dovuto consegnare orologio, portafoglio e cellulare. Poi la banda di stranieri è fuggita. Potrebbe trattarsi di quegli stessi ragazzi che avevano aggredito un minorenne alla fermata del bus di piazza Goldoni il mese scorso. In quel caso il pedinamento prima della successiva rapina era partito proprio dal McDonald's. Ci sarebbe infatti una banda di cittadini di origine magrebina, tutti membri minorenni, che frequenta Scala dei Giganti e piazza Goldoni. Ragazzini che girano con coltelli e spray al peperoncino, persone che alla luce del sole mettono a segno i loro colpi, intimidendo i malcapitati con la lama puntata dritta alla gola. Un fenomeno che ormai investe i giovanissimi, sia in quanto autori delle violenze che come vittime. La zona è anche teatro di
risse fra stranieri. Anche sabato sera la polizia è dovuta intervenire per una segnalazione, ma una volta arrivati sul posto gli agenti, i presunti autori dei disordini si erano già dileguati. Furto in appartamento nel rione triestino di San Vito. La vittima, una settantenne, è stata derubata di tutti i suoi averi per circa 40.000 euro. Indaga la polizia. Vediamo. Derubata di tutti gli averi mentre si trovava fuori Trieste. La vittima dell'ennesimo furto in casa in zona San Vito è una settantenne triestina che abita in un appartamento di via Sticotti, situata tra via Franca e via Locchi, di fatto una strada privata che ospita un complesso condominiale. L'anziana al suo rientro in casa ieri sera ha trovato l'appartamento messo a soqquadro. La donna ha chiamato la polizia, alla quale ha denunciato il furto. Poi, a causa dello shock, si è sentita male ed è stata ricoverata all'ospedale. Secondo il racconto della donna, i ladri hanno forzato la cassaforte nella quale l'anziana teneva gioielli d'oro per un valore complessivo di circa 40.000 euro e hanno portato via tutto. La polizia ha avviato le indagini. Anche in questo caso, come in altri precedenti nello stesso rione della Trieste Bene, i ladri hanno studiato attentamente le abitudini della vittima, hanno aspettato di capire quando sarebbe partita da Trieste e in quei pochi giorni che la donna è rimasta lontana da casa i malintenzionati hanno colpito. Sono riusciti a entrare nell'appartamento di uno degli stabili sito al 4º piano. Nessuno tra i condomini che la troupe di Tele4 ha incontrato durante il sopralluogo ha sentito o visto movimenti strani e sospetti in questi ultimi giorni. In effetti non è ancora chiaro quando i ladri si siano introdotti nella casa della settantenne. Quello che sappiamo è che chi è entrato non ha lasciato segni evidenti del proprio passaggio, mentre l'appartamento era messo sottosopra con la cassaforte aperta. Gli inquirenti sono a caccia di indizi e analizzeranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere di tutta la zona attorno a via Sticotti. I periti stanno svolgendo analisi più approfondite sui reperti relativi al caso Una Bomber. Questa è l'unica novità nel processo bis. Così il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, che insieme al coassegnatario del nuovo fascicolo Federico Frezza, fa il punto sulle indagini ai nostri microfoni. Guardi, il DNA è stato già trovato parecchi anni fa e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato. Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riservo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura, e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza, che mi sembra era in aprile, e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro, insieme a De Nicolo, del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima. Il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo. Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Quello che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti, noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta. Quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva
Però se poi naturalmente, come può rovinarsi un bottiglia di vino, veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. In seguito a segnalazioni sulla presenza di migranti in transito nella zona boschiva tra Trebicciano e Padriciano, la polizia locale ha organizzato un servizio di controllo. Il 12 maggio gli agenti hanno bloccato 2 auto e arrestato i 2 conducenti cittadini ucraini che stavano portando in Italia illegalmente 9 migranti. Marco Stabile. Con l'avvicinamento alla stagione estiva ripartono gli arrivi dalla rotta balcanica. Dopo una serie di segnalazioni sulla zona boschiva fra Trebicciano e Padriciano, nella zona della pista ciclopedonale, la polizia locale ha organizzato una serie di controlli che il 12 maggio si sono concretizzati nei primi fermi. 2 auto con alla guida 2 cittadini ucraini che trasportavano complessivamente 9 migranti. Gli agenti hanno bloccato un primo veicolo con targa della Repubblica Ceca tra i mezzi civetta in un tratto stretto. A bordo c'erano, oltre al conducente, 6 migranti egiziani di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Dopo qualche minuto l'arrivo di una seconda vettura con targa ungherese. Il conducente ha accennato una reazione cercando di afferrare un coltello a scatto, ma è stato tempestivamente fermato dagli operatori. A bordo del secondo mezzo c'erano 3 cittadini siriani, anche in questo caso privi di documenti. I 2 passer di 27 e 42 anni sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reclusi al carcere del Coroneo, sequestrati i veicoli. Per 2 dei 9 migranti è stato disposto il respingimento con affidamento alla polizia slovena. Un minorenne invece è stato affidato a una struttura cittadina convenzionata. Gli altri 6 uomini, avendo espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, sono stati denunciati per il reato di ingresso illegale sul territorio italiano. Un'operazione di soccorso in montagna ora tra le 15 e le 15:30 di oggi alla stazione di Cave del Predi del soccorso alpino è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale attivata dalla Sores per accorrere in aiuto di una donna triestina sulla quarantina infortunatasi a circa 1600 metri di quota nelle Alpi Giulie. La donna, che era in compagnia della figlia, sarebbe caduta lungo il sentiero procurandosi una sospetta frattura a un arto superiore sul sentiero che dal bivacco Gorizia scende il bivacco Brunner, come vedete appunto nella mappa sotto Forcella di Rio Bianco. Il tecnico dell'isoccorso è stato imbarcato al campo base di Tarvisio e portato sul posto. Entrambe le donne sono state imbragate con il triangolo d'evacuazione e verricellate a turno a bordo. La ferita, sbarcata poi a Sella Nevea, si è recata autonomamente all'ospedale in condizioni evidentemente non gravi. Stroncato da una malattia solo pochi mesi fa, scoperta appunto il 45enne ex campione giovanile di windsurf Alessandro Cereser, originario di Prata di Pordenone. Vediamo. Aveva cominciato a praticare il windsurf da bambino sulla spiaggia monfalconese di Marina Iulia, dove andava in vacanza coi genitori, il 45enne Alessandro Cereser, morto nella notte tra sabato e domenica a causa di una malattia scoperta solo pochi mesi fa e particolarmente aggressiva che non gli ha lasciato scampo. Originario di Prata di Pordenone, Alessandro era stato un campione in questo sport in gioventù, manifestando precocemente il suo talento con ottimi risultati in numerose gare e partecipando 5 volte ai mondiali junior. Da adulto aveva dovuto abbandonare l'attività agonistica per i costi troppo elevati e la mancanza di sponsor, ma aveva continuato con passione l'insegnamento anche a livello professionale, chiamato dall'olimpionica Alessandra Sensini alla sua scuola di Marina di Grosseto. Trasferitosi in Toscana da qualche anno, Cereser era ricoverato al CRO di Aviano da una decina di giorni, in terapia dopo un intervento chirurgico subito all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Lascia la compagna, la figlia, i genitori e una sorella, oltre ai tanti giovani allievi che grazie a lui avevano imparato ad amare il windsurf. Alle 11:30 di oggi il personale della Capitaneria di Porto di Trieste, del nucleo di soccorso subacqueo e acquatico dei Vigili del Fuoco, supportata da un'autogru e della motovedetta, è intervenuto presso il Molo Sesto per il recupero di un furgone che a causa di un guasto ai dispositivi di stazionamento era caduto in acqua, fortunatamente senza nessun occupante a bordo. L'intervento è stato facilitato grazie alla presenza, appunto, al supporto
dell'autorità di sistema portuale del porto di Trieste Servizio. Una volta immersi, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dopo una breve ricerca, hanno trovato la vettura adagiata sul fondo a una profondità di circa 19 metri e una cinquantina di metri dal molo. I sommozzatori hanno agganciato la vettura ad un pallone di sollevamento che, una volta riempito d'aria, ha portato il furgone in semi-galleggiamento. Poi il mezzo è stato trainato dalla motovedetta della Guardia Costiera alla banchina, dove i sommozzatori hanno provveduto ad agganciare la vettura all'autogru, che infine l'ha sollevata e tirata fuori appunto dall'acqua. Passeggero molesto a bordo dell'autobus 42 ieri sera in Piazza Libertà. Un triestino di 60 anni ha avuto un alterco con altri passeggeri dell'autobus, minacciandoli forse per alcune foto scattate senza permesso a delle ragazze. L'uomo, secondo quanto riferito dai presenti, ha estratto dalla borsa un paio di cesoie. I carabinieri, allertati dalle grida, hanno rapidamente disarmato l'uomo e le cesoie gli sono state sequestrate. Il sessantenne è stato denunciato a piede libero. Passiamo ora alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative, in particolare la valorizzazione del territorio è la principale fra le priorità del candidato sindaco a Sgonico, Mirko Sardoc, appoggiato da Alleanza Verdi e Sinistra e dall'Unione Slovena. Vediamo. Di priorità ce ne sono tante, ma di base fondamentale io dico la convinzione di vivere in una realtà come il comune di Sgonico, che è unica nel suo insieme. Noi abbiamo un ambiente naturale che è veramente eccezionale, quindi l'ambiente naturale che trovare il giusto equilibrio di tutelarlo ma altresì viverlo è l'obiettivo da raggiungere. Quando parlo di ambiente naturale per l'altipiano carsico, ricordiamoci che ad esempio Sgonico per il 70% è vincolato da diversi vincoli, sia europei, inserito in Natura 2000, sia in siti di interesse comunitario, sia in zone di protezione speciale. La grande problematica di queste aree, che da una parte io dico ok, se sono vincolate evidentemente hanno dei pregi incredibili, però bisogna capire come gestire queste aree, che questi vincoli diventino delle opportunità. Non si può immaginare né ipotizzare un territorio che sia chiuso e non ha nessuna possibilità di sviluppo. Quindi una delle priorità sarà sicuramente quella di far vivere il nostro territorio. Forse sulla prevenzione bisognerebbe fare ancora qualcosa in più. Se prima accennavo e parlavo che il territorio carsico è vincolato al più del 70%, almeno per quanto riguarda Sgonico, non ci sono ancora quelle incentivazioni, quel piano di gestione che va a incentivare la manutenzione, e questo dovrebbe essere, insomma, è molto semplice. Se il territorio è unico e quindi il proprietario è limitato nell'utilizzo, deve avere una contropartita per farlo rimanere tale. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Riprendiamo il nostro telegiornale con la pagina sportiva nutrita come ogni lunedì. Allora, la Pallacanestro Trieste ha vinto in modo perentorio gara 1 nella semifinale, promozione a Forlì, 49-72 il risultato finale con Ruzier e Candussi protagonisti. Si torna in campo già domani sera, sempre in Romagna, per il secondo match della serie. Marco Stabile. La Pallacanestro Trieste torna a stupire, riappropriandosi del fattore campo alla prima occasione utile contro la squadra che ha letteralmente dominato la stagione regolare nel girone rosso di A2. Lo ha fatto senza grandi prove degli americani, ma con un asse play pivot italiano, solido e convincente. Michele Ruzier, una volta di più leader e realizzatore quando la palla scotta, e Francesco Candussi, con una doppia che parla tutta a suo favore nella voglia di lottare sotto le planche. È chiaro, Forlì senza la stella Kadim Allen non è la stessa, battere a 49 punti una squadra che mediamente ne mette 80, dominare a rimbalzo e aggiungerci il cinismo necessario nel finale la dice tutta sui biancorossi. La formazione di Jamion Christian ha letteralmente cambiato marcia in questi playoff ed ora tutto, davvero tutto, diventa possibile. È già il primo parziale dell'incontro a confermare come ormai si trovi contributo da parte di tutti, da Brooks a Candussi, da Filloy un po' meno preciso ma quanto mai leader, sino
fino a Ruzier. Di fronte l'Unieuro è sembrata fredda e imprecisa, il 13% della lunga distanza la dice tutta, ma è altrettanto evidente che non si ripeterà in gara 2. Magro, Johnson e Valentini hanno comunque tenuto la squadra in linea di galleggiamento, ma la solidità di Videra e Reyes vicino canestro e il contributo della panchina biancorossa, bene Bossi, ha permesso a Trieste di chiudere sul più 16 a metà gara. I biancorossi, che sembravano poi aver chiuso i conti nella ripresa, portandosi agilmente sui 20 punti di margine, hanno poi vissuto il momento più difficile del match, quando Antimo Martino ha deciso di puntare tutto e forse pure un po' disperatamente sulla zona. Le risposte di Valentini e Magro, una tripla da trascinatore di Cinciarini e la contestuale assenza di Ruzier dal campo causa falli, hanno riportato in partita i padroni di casa. Ecco perché la vittoria, maturata in un inizio d'ultimo quarto da battaglia, vale ancora di più. C'è la testimonianza lampante di un Ruzier che cambia le partite anche quando la palla è incandescente, innescando se stesso e i compagni. Stavolta bastano 5 minuti di assistenza all'ispirato baffo di Romance per chiudere i conti, andando sul più 24 e potendosi pure concedere il lusso di far entrare i giovani in una semifinale playoff. Occhio però a non dare per morta una belva ferita come Forlì. E ora il punto in sala stampa sull'ottima prestazione della pallacanestro Trieste con il coach Jamion Christian. This is a tough Forlì team. I felt like our guys stepped up and made play after play today defensively. Really, we played one of our best games. Questa è una squadra molto forte, quella di Forlì, la rispettiamo molto e oggi i nostri giocatori sono stati molto capaci di fare giocata dopo giocata, soprattutto a livello difensivo. Abbiamo fatto, secondo noi, una delle migliori partite dell'anno. You know, one of the things you recognize when you play against one of the best coaches in our division. Sai, una delle cose che riconosci quando giochi contro uno dei migliori allenatori nel nostro campionato is that there's no question that he'll have his guys ready to go 2 nights from now. è che non ci sono dubbi che preparerà i giocatori e saranno prontissimi tra 48 ore. So we've got to continue to stay locked in on getting better. Quindi dobbiamo stare locked in, concentrati per continuare a migliorare tutto quello che possiamo. Right. Good game one for us. I know they'll make adjustments. We've got to be ready for those. Quindi buona gara 1 per noi, però sappiamo che faranno aggiustamenti, sappiamo che dobbiamo essere pronti a tutto quello che faranno. We're a team that's been bonded by adversity through necessity this season. Noi siamo stati una squadra che si è unita attraverso le difficoltà per necessità quest'anno, perché ci sono capitate una serie di difficoltà e questo ci ha unito. We have tough men who believe in each other and believe in what we're trying to do. Abbiamo uomini duri, uomini veri, che credono l'uno nell'altro e credono in quello che stiamo facendo. But the way this thing works, our toughness is going to have to continue to take steps ahead and steps up as it goes on. Ma per come funziona questo mondo, insomma, la nostra durezza dovrà continuare ad aumentare, non a rimanere stabile. We met the level of toughness required today. Abbiamo raggiunto il livello di durezza necessario oggi. And we've got to be ready to meet the level of toughness required in 2 days from now. Ma dobbiamo anche essere pronti a raggiungere il livello di durezza che sarà necessario tra 2 giorni. E questa sera al Caffè dello Sport con Marco Stabili ci saranno Marco Carretto, assistente allenatore della pallacanestro Trieste, in diretta da Forlì, poi Marco Visintin della pallamano Trieste, Alessandro Asta di City Sport, Guido Roberti di Radioattività e il blogger Marco Vendrame. Ora ci occupiamo invece della Triestina con la sconfitta a Benevento. La Triestina ha ufficialmente terminato la propria stagione, un anno sportivo partito con alte aspettative, pur ridimensionate a causa della crisi invernale di risultati e l'esonero di Tessera, a cui si è affiancata la grana del manto erboso del Rocco. Una stagione ad ogni modo sufficiente che, guardando alla prossima, servirà per puntare più in alto. Il punto con Bernardo Gulotta. Che voto si può dare alla stagione della Triestina? Bella domanda, difficile rispondere, ma guardando con onestà e obiettività sicuramente l'annata dell'Unione merita la sufficienza. Spieghiamo perché. In primo luogo giova ricordare che l'attuale proprietà statunitense si è insediata nel luglio dello scorso anno, dovendo costruire una società praticamente da capo, scegliendo staff, dirigenti, giocatori e allenatori nei mesi estivi e con una programmazione che ha guardato da vicino il calendario con la fretta di farsi trovare pronti poi all'inizio delle gare ufficiali. E ancora, Ben Rosenzweig, il presidente, ha
rilevato una Triestina che l'anno precedente ha sfiorato la retrocessione sotto la guida di una società che in più di un'occasione ha fatto discutere la piazza. Archiviato il passaggio societario, l'Unione 2023-2024 ha dimostrato grandi premesse, in primis con l'arrivo di Attilio Tesser, in secondo luogo con un mercato estivo promettente. Ecco dunque che le aspettative sono inevitabilmente aumentate, parlando di piani alti del girone, se non addirittura di squadra da promozione diretta. Troppa fretta dunque nell'alzare l'asticella degli obiettivi? Sulla carta forse no, ma il calcio si gioca in campo e sul fattore campo torneremo, e questo ha detto che Mantova, Padova e infine anche Vicenza erano e sono stati avversari a cui dover guardare con attenzione. Prima parte di campionato molto buona, risultati e gioco hanno ben impressionato tutti, con qualche piccolo inciampo che ci può stare. Poi la flessione prenatalizia, quella che probabilmente è stata la svolta in negativo dell'intera annata. L'esonero di Attilio Tesser da terzo in classifica e l'arrivo di Roberto Bordin non sono stati compresi dalla tifoseria, che alla ricerca di una spiegazione logica si è sentita rispondere che si era entrati nella seconda fase del progetto, concetto che, forse, ancora oggi non risulta così chiaro, ma tant'è, perché fondi e impegno l'han presi una società che al netto di tutto ha il diritto di fare e difendere le proprie scelte, per quanto discutibili. L'inizio di Bordin è stato molto negativo, 5 sconfitte consecutive fra gennaio e febbraio, prima di trovare la famosa quadratura del cerchio che ha permesso all'Unione di raddrizzare il campionato con il quarto posto ottenuto. Poi i play-off, pareggio contro la Gian Erminio con tanti brividi e le 2 buone prestazioni contro il Benevento che però, per quanto anche gradevoli, non hanno portato al passaggio del turno. La complicità in questo caso sono stati degli errori individuali. L'Unione ha chiuso il campionato con 64 punti, 61 gol fatti, secondo miglior attacco, 44 subiti e la quarta piazza del girone. L'anno prima ha concluso al 18° posto con 31 gol fatti e 45 subiti per 39 punti totali. Ecco perché la sufficienza è il minimo da poter attribuire a un club che in 12 mesi ha scalato 14 posizioni, giocandosi la promozione e non la retrocessione. Poi in tutto questo si può discutere delle scelte tecniche del tipo ma che fine hanno fatto Lescano e Celeghin nei play-off, oppure sul mancato mercato di gennaio e le seguenti vicende dell'esonero di Tesser. Se infine ci mettiamo anche le partite casalinghe a Fontana Fredda e quindi le spese e le noie logistiche di dover giocare in Friuli, allora l'incoraggiamento guarda al prossimo campionato dove, con stadio sistemato, un anno di rodaggio e ambientamento e la possibilità di pianificare bene la stagione e non all'ultimo, dalla sufficienza l'aspettativa sarà senz'altro quello di un voto migliore, se non una A in pagella, almeno una B, chi vuole intendere intenda. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo solo l'appuntamento di domani mattina con Sveglia Trieste, saranno con noi Paolo Menis del Movimento 5 Stelle e Alessandra Guerra, candidata alle europee per Pace, Terra, Dignità. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.